riusciva a parlare e bene. I suoi detti, acqua e fuoco, dacci l'uomo. Ogni tanto Milazzo fece quell'esperienza. Perché si ribellò? Perché il gruppo parlamentare siciliano venne imposto dall'allora segretario nazionale Fobbani di votare per Barbaro lo giudice. Cioè da Roma venne un nuovo presidente della regione, deve essere Barbaro lo giudice. Anche Milazzo, che contava forse la maggioranza, disse: ma da perché il presidente deve essere scelto da Roma? E si ribellò. Si fece un governo di grande coalizione, cui parteciparono comunisti, democristiani dissidenti e con l'appoggio esterno, credo, del movimento sociale. Sì, della sinistra, sì, hai ragione. Cioè, monarchica, Majorana della Nicchiara, che poi passò il Rubicone e divenne presidente. Milazzo governò con una larga coalizione, però i metodi restarono pressoché tali e cadde anche, dico, c'era uno sfacelo politico, ma ci fu la causa determinante, perché quel furbo di D'Angelo, allora segretario regionale della DC, riuscì a far firmare a Milazzo un decreto di nomina di sottogoverno, non ricordo quale sottogoverno, membro di una commissione per il suo passato. Sicché i giornali sono: signori miei, un Massaro di D'Angelo nominato in un governo, in un posto di sottogoverno, la qualcosa fece il giro d'Italia e Milazzo ne restò scottato. Però la ribellione ci fu, anche a dire questo Giovanni si schierò e non fu eletto più, anzi in quella occasione pronunciò un celebre discorso, dice: i separatisti sono noi, siamo noi, no, dice, i separatisti sono a Roma. E raccontò questa, dice: se una moglie viene pestata dal marito, ubriaco, che torna a casa solo per bastonare la moglie, e la moglie chiede la separazione, la colpa della separazione è del marito ubriaco o della moglie pestata? Allora noi siamo, come si dice, la moglie pestata, e quindi non siamo noi i separatisti sono a Roma. La vicenda del Casinò, ma è veramente da burla. Il Casinò, dice giustamente la Chiesa, è una istituzione immorale. Che chiudiamo tutti i casinò. Chiudiamo, no? Là sono morali. Ora il governo è ricorso ad una strategia magica. Volete il Casinò a Taormina? Facciamone uno a provincia. Cioè, ogni provincia abbia, il che significa tu Taormina non avrai mai il Casinò. Io non è che come l'avvocato non sarei affatto uno, mi piace giocare a bisco a 7 a 7 e mezzo, questo sì, ma non andrei mai. Però uscirsene con questa battuta è immorale, oppure ne facciamo uno ogni, sono cose, iniziative che fanno semplicemente ridere. Il fatto è che qua in Sicilia Taormina non deve avere il Casinò, perché questo no comporta benefici per la città che lo ospita, mi pare che ce ne sono dalle tasse addirittura, e benefici alla regione, perché non è che i turisti sono i poveri disperati siciliani che vanno a giocare, verrebbero da tutto il mondo, perché Taormina è veramente una straordinaria perla della nostra bella e maltrattata città. È morale che ci sono circa 15 grattavinci, 2 volte alla settimana si gioca all'Enalotto, è diventata una bisca, l'Italia è una bisca, e si scandalizzano che non possono fare il Casinò a Taormina. È immorale, il Casinò, chiudiamo anche quelle di Venezia. Ci fu un deputato agliese che venne estradato, cancellato dalla lista della Democrazia Cristiana a quel tempo, perché il patriarca di Venezia,
che poi divenne Papa, il Papa buono, segnalò a Catania: questo deputato è solito frequentare il casinò di Venezia. E lo posso dire, come si chiamava, Tano Vico, partito deputato da Catania, tornò soldato semplice perché ci fu il veto di Santa Romana Chiesa. Questo non può essere deputato perché è un giocatore d'azzardo. Oggi non ne parliamo. Vabbè, signore, vi prego di partecipare a